Buona giornata a tutti dalla piattaforma di Veneto Globe Streaming TV. Oggi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto il piacere di avere, Claudio Rorato, un esperto di cultura locale, ma oggi ci parlerà di un argomento molto interessante, ossia le erbe selvatiche che troviamo nei nostri campi. E adesso che siamo all'inizio della primavera, iniziano tutte le troviamo. Allora, possiamo partire dall'erba che conosciamo tutti di più, che è il tarassaco, però volgarmente detto in dialetto come? Ci sono vari modi di definirlo, noi qua diciamo le radicee, ma il pissenlit, la barba de can, insomma tanti nomi, le rosette che si trovano nel Veneto. È una pianta, appartiene alla famiglia delle cicorie ed è una delle più buone, in effetti, una delle più raccolte. Dicono anche che ha tante proprietà, no? Come tutte le erbe amare, come tutte le piante che posseggono dei principi amari, ha un grosso effetto sui problemi legati al dismetabolismo, quindi colesterolo, trigliceridi, e in più agisce sul fegato depurandolo in modo veramente efficace. Quando io andavo a raccoglierle con mia nonna, lei mi diceva: c'ho il suo radicee botonere. Cos'è che sono? Le radicee botonere sono quelle che hanno il germoglio del fiore. Il fiore, sì, piccolo, che comincia a farsi vedere, perché sono le più saporite in effetti. Ci sono anche delle preparazioni alimentari che prevedono proprio l'uso del bocciolo, che è questo piccolo bottone che poi sboccia e diventa un bellissimo fiore giallo, che si può trattare come i capperi mettendolo sotto sale. Addirittura? E poi sotto. Invece le radicee, io mi ricordo, le facevamo lesse, tipo certo, verdura cotta. Sì, questo è l'uso più naturale, più Oppure le si possono fare anche in agrodolce, no? Si possono fare in agrodolce, si possono conservare sott'olio, con un procedimento abbastanza lungo che però si usa solo in Carnia, qui da noi perlomeno che sappia io, si possono far imbianchire all'inizio della primavera, cioè si coprono con della paglia. Ma tu tra i tuoi esperimenti che riscopri, queste hai mai provato a fare? O? No, le ho però mangiate, sono decisamente molto buone, sono queste piccole radicei completamente bianche, croccantissime, che hanno un sapore molto più delicato e si mangiano crude. Cioè meno amaro di quella più grande. Amaro, sì, molto meno amare, sì. E poi la malva, ma la malva la troviamo anche selvatica? La malva si trova dappertutto, è una pianta che è stata un po' dimenticata, che ha delle grosse proprietà salutari, è indicatissima per tutti i problemi digestivi, in particolare per chi ha problemi di gastrite, ma è indicata anche per chi soffre di stipsi. E inoltre è molto buona perché le foglie tenere si mangiano anche in insalata? In insalata, quelle molto piccole, così come i fiori si possono mangiare in insalata, questi bellissimi fiori per vinca, e le foglie invece lesse. Io la prima volta che ho mangiato un'insalata con dei fiori ero in Inghilterra 25 anni fa, e quando la signora che mi ospitava mi ha presentato un'insalata di fiori ho avuto un attimo di smarrimento. Poi invece ho visto che si possono anche mangiare i fiori, no? Sì, si possono mangiare, sono anche molto, molto saporiti, e poi il fatto di mangiare del colore comunque fa bene alla salute, insomma ha un'influenza molto positiva. L'ortica la troviamo nei nostri campi, però si mangia l'ortica quella che troviamo nei campi o c'è... Sì, quella? Sì, l'ortica selvatica, ma viene anche coltivata, e la cosa mi fa un po' ridere perché coltivare l'ortica è il massimo, nel senso che... Però l'ortica ha questo effetto che insomma a te becca, è orticante, per cui si mangia quella? Sì, si mangia quella, però una volta sbollentata perde completamente l'effetto urticante, per cui non ci sono problemi, e si usano comunque solo i germogli molto freschi. Quindi la parte superiore dei... Sì. E in che periodo? C'è un periodo in cui vanno raccolti rispetto agli altri? Si possono raccogliere tutto l'anno usando sempre la parte apicale, la parte più tenera.
Normalmente da noi c'è la tradizione di usarla in questo periodo per Le lasagne, le cannelloni, per risotti. il risotto, certo. Invece mi hai scritto un'erba che non conoscevo che si chiama silene. Il silene è lo Ah, si chiama silene? Sì, sciopettin, o anche quelli hanno un sacco di altri nomi dialettali. Da noi si conosce come sciopet perché fa un fiore bianco, una campanella che poi bianca. scoppia per Sì, quello? Ah, si non fa lo scoppiare sapevo. a questo, ed è una delle migliori in assoluto, una delle erbe spontanee più saporite. Però più noi la delicate. usiamo come per i risotti, per Si usa da noi solo per i risotti, esistono delle ricette di zuppe che la prevedono, sì. Sì, è che magari adesso sono anche più rare da trovare, no? Sono più rare da Per trovare i vari... perché ci sono meno incolti. La È vero. silene ama il prato incolto, il prato vecchio. Anche se l'altro giorno passeggiando ho visto che iniziano a spuntare in Sì, alcuni sì, posti, no? si trovano, bisogna cercare prati calpestati, rive di strade non frequentate da automezzi. Al Piave se ne trovano tanti, proprio dove ci sono quei prati stabili, insomma. Ama il prato vecchio, il prato che è lì da molti anni. Invece il luppolo, però è il luppolo selvatico. Il luppolo selvatico, anche quello viene adesso comunque coltivato. A Milano ho visto mazzetti di luppolo venduti a 25 euro. Ma come i bruscandoli. Sì, e da noi si raccolgono ancora lungo le siepi. E con questo che cosa si fa? Allora, noi normalmente facciamo due cose, il risotto e la frittata, però può entrare tranquillamente anche nelle composizioni dei ripieni, delle paste ripiene come i tortelloni, come i tortellini. Ma quindi lo si sbollenta anche questo? Sì, I fiori o le foglie? No, il germoglio. Il germoglio, Il germoglio. Si usa il germoglietto, che è questo piccolo, assomiglia a un piccolo asparago e che si trova solo in questo periodo comunque, sì. Invece una cosa curiosa, mi dicevi che la portulacca, che io l'avevo Sì. sempre considerata questo fiore grasso che un po' poi diventa anche invasiva se la lasci andare, ha delle proprietà e la si può anche utilizzare come alimentare, no? Ecco, da noi l'uso della portulaca si è perso, la chiamiamo si chiama erba grassa, la chiamano, ed è invece molto usata nel Lazio. Si trova in tutti i ristoranti, si trova in tutti i luoghi dove si può andare a mangiare, ed è questa erba che se uno la schiaccia tra le dita produce un liquido appiccicoso, filamentoso, ed è un'erba molto interessante. Anche questa può essere consumata fresca insieme a un'insalata mista, può essere consumata... Ma anche cucinata? Sì, spadellata con aglio, olio, peperoncino. Ma sempre come base per i risotti, queste cose qui? No, anche da sola oppure mescolata con altre erbe da far cotte come il radicchio selvatico, come le radicee che diciamo. Nella tua lista mi incuriosivano poi altre, l'acetosa perché mi ricordo le famose lingue de vacca Sì. che una volta quando ero piccola ci quella. giocavo, no? E con cosa fai con questa? L'acetosa si fa lo stesso sbollentare, poi si fa saltare in padella con aglio e olio, o per chi non lo teme anche con il burro che le dà un tocco particolare. Ha di caratteristico di essere un po' agra, di essere un po' acetosa, come dice il nome. Non bisogna abusare perché... È quella che fa quei fiori rossi che Sì. poi noi una volta ciucciavamo, no? Sì, Perché sì. sembrava aceto come... E va comunque raccolta sempre molto giovane perché altrimenti è coriacea. È una pianta. Adesso è anche il periodo di combinare con le radicee, noi lo chiamiamo peverel, che sarebbe il coso del papavero, no? Il papavero, la rosolina o il peverel è una cosa straordinaria. L'abbinamento radicee e peverel È spettacolare. È spettacolare, sì, ed è la pianta giovane del papavero prima che fiorisca. È una biennale, quindi si semina l'anno precedente e si raccoglie
l'anno successivo, la primavera successiva. Allora, siccome il tempo sta per scadere, parliamo di altre due cose che io raccolgo, che sono gli asparagi selvatici, no? Che adesso si trovano, io sempre al Piave li prendo, non so tu dove li prendi. Io non li prendo perché gli asparagi selvatici è un po' come i funghi, o uno ha l'istinto del raccoglitore o non li vede. Io ce l'ho. Tu hai l'istinto del raccoglitore, so che sei una grande raccoglitrice di funghi, sì, e gli asparagi selvatici sono forse il top delle erbe selvatiche, però bisogna saperli trovare. Io non li trovo. E cosa si fa con gli asparagi selvatici? Con gli asparagi selvatici si può fare praticamente di tutto, entrano in tutte le preparazioni dove si devono usare delle erbe pregiate, si possono fare anche dei liquori, si possono fare anche dei dolci estremamente interessanti. E un'altra cosa che questa invece io non l'ho mai usata e non sapevo sono i germogli di salice. I germogli di salice, ecco una cosa estremamente interessante, però hanno il limite di essere amarissimi. Allora i germogli molto corti del Ma sono salice, quelli pelosi? No. Sono i germogli delle foglie? No, quando noi troviamo un salice capitozzato, i salici da vimini, quelli che si usano per legare, per legare le viti, quando germogliano, sì. Quando germogliano fanno dei gettini teneri, molto croccanti e sono straordinariamente buoni, però altrettanto straordinariamente amari e danno grossissime proprietà curative perché contengono un'elevata quantità di acido e adesso mi sembra che ci salicilico. sono anche diverse osterie, diversi ristoranti che stanno un po' riscoprendo, no? queste tradizioni locali. Sì, anche se il problema è trovare chi le raccolga queste erbe, perché potrebbe addirittura diventare un lavoro, almeno stagionale. Anche perché, come dicevi te, io ho visto in un fruttivendolo locale un mazzetto di bruscandoli così e aveva veramente un prezzo esagerato. Ieri mia mamma ne ha raccolto una borsa che ho detto: mamma, qua è un patrimonio, per cui potremmo andarlo a vendere. C'è qualche altra erba che abbiamo dimenticato? La borragine forse? Ma la borragine è un'altra pianta estremamente interessante che usano molto i romagnoli, gli emiliani, e la usano per fare i ripieni dei tortelli. È una pianta particolare che ha le foglie un po' pelose, dei bellissimi fiori azzurri ed ha un sapore particolarissimo molto buono. Invece la menta la troviamo sempre. La menta si Però trova... quella selvatica è più buona di quella seminata, no? Sembra abbia un sapore diverso. E quella che noi coltiviamo di solito ha il sapore del chewing gum, perché è una menta... Della Brooklyn. Sì, è una menta americana o inglese. Le mente ce ne sono di 1000 varietà diverse. Quella che si trova nei campi è la menta vera e che si può usare lo stesso in 1000 soluzioni gastronomiche. Ma queste piante di cui noi abbiamo parlato sono quasi tutte piante autoctone o alcune sono state importate? No, di queste che abbiamo nominato sono tutte autoctone, che sappia io, non me ne viene in mente nessuna di queste che siano... Dio, se poi parliamo di tempi remotissimi, alcune possono essere venute dall'Asia o dall'Estremo Oriente, ma parliamo di qualche millennio fa, insomma. Grazie di averci delucidato, abbiamo fatto una carrellata, credo che un po' abbiamo parlato di tutte le erbe che adesso ci sono nei nostri campi e ti invitiamo prossimamente con qualcosa di interessante di nuovo. Vi ringrazio di averci ascoltato, a presto, buona giornata e grazie a Claudio Ororato. Grazie a voi dell'invito.